Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il senatore della Lega Claudio Borghi, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, senatore? Eccomi. Eccoti, bentornato su Radio Libertà. È un bentornato non rituale, ovviamente, perché i nostri ascoltatori ti straconoscono benissimo, anzitutto per la tua rubrica Scuola di Magia, di cui ti ringrazio ancora. Ma oggi tenevo a fare una chiacchierata con te perché mi sembra che sei uno di quelli che ha messo più in chiaro, diciamo, un bivio secondo di fronte a cui sta, a mio modesto giudizio, l'attività di governo, no? Cioè, dopo la prima sconfitta, diciamo, politica del referendum, mi sembra si possa reagire in due modi, no? Uno è in difesa, quindi facendo un po' di politichese, spostando qualche casella. Ora non voglio entrare nel merito di dimissioni passate anche giustificate, ma insomma un po' serragliandosi. Poi invece c'è la reazione di giocare all'attacco, cioè di rilanciare sui temi, magari anche sulla differenza specifica, no, che il popolo di centrodestra si aspetta su certi temi. Ecco, è così e quali sono secondo te gli snodi su cui si potrebbe dovrebbe giocare in attacco? Sono un po' le situazioni che si creano nelle partite di calcio, no? Certo. Cioè, tu magari stai facendo bene, poi prendi un gol casuale e allora poi a quel punto inizia un ventaglio di scelte, no? Perché diciamo che la realtà diventa lievemente diversa rispetto a quella che tu avevi pianificato. Ma il mondo non va nel normale modo, no? Cioè io posso capire che una persona molto prudente come il Premier Meloni abbia pianificato tutto con attenzione e tutto doveva svolgersi nel modo più sicuro possibile, perché non dimentichiamo che fare un governo non è semplice. I precedenti dovrebbero insegnare, cioè probabilmente il presidente Meloni, che è persona molto prudente, ha fatto questo ragionamento subito dall'inizio, e dico probabilmente anche con una certa, diciamo così, conoscenza della questione, quindi insomma non è che facevo altro e non è che non parlo anche con il presidente, quindi diciamo che prendetela come un'idea qualificata, va? Ecco, diciamo così. E di base secondo me il pensiero è questo. Il mondo, virgolette, ci odia, bisogna essere prudentissimi, perché se appena si fa qualcosa di sbagliato ti fanno fuori con lo spread, come abbiamo visto nel caso di Berlusconi, ti fanno fuori con le manovre di palazzo o similari, ti fanno fuori con la giustizia. Sono state tante le situazioni nella storia della Repubblica dove dei governi che magari partivano bene in realtà poi sono stati diciamo tolti di mezzo con manovre che non tanto avevano a che fare con il volere dei cittadini, no? No, diciamo pure molto poco, via. Ecco, e quindi uno dice, vabbè, senti, io sto molto prudente, per cui evito di dare tanti soldi, di mettere in circolo tanti soldi e di spendere così tipo, perché così facendo mi paro dal punto di vista della finanza internazionale, perché sennò altrimenti il rischio che io, che vengo visto come un governo di quelli virgolette pericolosi rispetto a il potere dominante in Europa, che è quello appunto dei vari super europeisti, von der Leyen, no, e compagnia bella, non possa essere attaccato. Cerco di fare una riforma della giustizia in modo tale che così facendo evito smonto anche la questione di possibili attacchi giudiziari, no, e similari, e va bene. Solo che
Questo è un classico progetto che va bene sulla carta, no? Cioè del tipo, non so se vi ricordate, c'era un film, insomma, un po' fracassone, un po' americano, però era divertente per l'epoca, che si chiamava Fuga per la vittoria, dove a un certo punto un gruppo diciamo di calciatori decidono un piano per fuggire, organizzando una partita tipo calciatori di resto del mondo contro la Germania, no? E c'è il momento della lavagna dove Pelé prende il gessetto, no? Gli dice: a me gli schemi non interessano, io prendo la palla qui, faccio così e faccio gol, no? Certo. Ve la ricordate, credo, no? Perlomeno per chi l'ha visto. Ecco, qui siamo al momento di quello schema lì, no? Cioè dove dice: vabbè, guarda, non c'è problema, noi ci mettiamo qua, io faccio così e faccio gol. Poi cambio la legge elettorale, arrivo a fine legislatura. A quel punto, una volta che io ho finito la legislatura e non sono stato fatto secco, vengo rieletta. Dopodiché, dopo che vengo rieletta, nella legislatura dopo è quella dove si può cambiare il Presidente della Repubblica e così via. A quel punto eleggiamo per la prima volta un Presidente della Repubblica di centrodestra e tutto diventa roseo, spavillante e meraviglioso. Cosa c'è che non va di questo piano? È quello che, se devo essere sincero, io mi devo sempre trattenere, no? Perché quando dico l'avevo detto poi uno diventa istantaneamente antipatico. Devo dire, no, mi ero permesso di ricordare in aula più volte, quindi non dietro le quinte, perché poi sono buoni tutti, no? Ecco, no, io l'ho ricordato pubblicamente tante volte quando mi è stata data la parola per specialmente le varie comunicazioni europee in Senato, che è un piano non male, ma che bisogna stare attenti, perché se uno fa troppo il prudente, il risultato è che poi in 5 anni succedono tante cose. E quindi tu rischi di aver fatto tanti sacrifici o cose di questo tipo e poi arriva l'imprevisto. Una volta era stato il Covid, altre volte appunto sono le guerre, le crisi, così questo tipo, e tutto quello che tu avevi fatto in realtà non è servito a molto. E dall'altra parte che quando tu fai quello che tiene molto i conti in ordine per evitare di essere fatto fuori, inizia una gara. E la gara è con gli elettori. E io la sintetizzo così: arriva prima la fine della legislatura o arrivano prima i forconi? Non è una domanda irrilevante. No, ma è una gara non male, nel senso che tu puoi tranquillamente fare l'ottimo amministratore, no? Però è indubbio che facendo l'ottimo amministratore, e quindi dato che insomma quello che spende di meno lo Stato è quello che riceve di meno il cittadino, no? A un certo punto è probabile che tu magari farai contenta le agenzie di rating, farai contento lo spread, ma può anche essere che tu non faccia contenti i cittadini, che magari si aspettavano un altro livello di risposte. E quindi il rischio è che poi tu hai fatto tutto bene, tutto preciso, no? Il bravo amministratore, similari, poi arrivi a fine legislatura e perdi le elezioni che arrivano, e tutto quello che tu hai fatto, hai accumulato, hai lavorato per cercare di risanare i conti e così questo tipo, finisce poi nelle mani del Giuseppi di turno, che se lo sputtana in 12 secondi. Con bonus a pioggia torrenziale, via. Con il reddito di cittadinanza, col super bonus, con tutte queste enormi serie di cazzate, no? Siamo un po' di fronte a queste scelte qua. E l'alternativa è, a tuo modo di vedere?
L'alternativa, a mio modo di vedere, era di considerare che noi avevamo margine, e secondo me ancora per un po', poco, ma ancora per un po' ce l'abbiamo ancora, per investire di più. E quando dico investire, dico mettere in circolo più denaro. E noi avevamo margine per farlo, perché essendo che i nostri brillanti concorrenti, amici europei, non stanno esattamente facendo i primi della classe, non lo vedevo molto probabile che ci avrebbero messo sul bancone degli imputati se invece di fare il 3% di deficit avessimo fatto il 4%. E stessa roba, non mi sembra che, dato quello che sono le variabili base dell'economia, sarebbe stata una cosa imprudente, perché tu puoi permetterti di mettere in circolo soldi, di investire, insomma di fare qualcosa di più sulla base di alcuni parametri, no? Oltre il quale diventa oggettivamente imprudente. I due parametri, diciamo così, principali, no, che tu devi attenzionare sono il saldo commerciale e l'inflazione. La faccio semplice. Se io se io importo di più di quello che esporto, quindi se il mio prosecco non lo compra nessuno, ma io mi metto a comprare champagne, e quello è l'inizio della fine, no? Nel momento stesso in cui io aumento la spesa di tanto. Perché se io aumento la spesa di tanto, la gente comprerà sempre più champagne, no? Perché ovviamente avendo più soldi in circolo, questi lo spenderanno, li spenderanno importando beni, e lì di solito le cose si riequilibrano con la svalutazione. Cioè, se uno fa una cosa del genere, di solito la sua moneta scende, no? Sì. Perché se io sto comprando più beni degli altri, allora come mi arriva la correzione? Mi arriva con la moneta che svaluta. La moneta che svaluta a quel punto mi rende sempre più difficile comprare lo champagne perché costa di più, e allora a un certo punto arriva al livello dove dice: senti, guarda, io smetto di bere lo champagne e mi bevo il mio spumante, il mio prosecco, e sono pure più buoni, no? Certo. Anche perché ho iniziato questo gioco con una bottiglia di spumante che costava come quella di champagne. Dopo che ho finito questo giochetto, la bottiglia di champagne mi costa come 2 bottiglie di spumante. Allora a un certo punto uno dice: ma senti, sai che cosa c'è? Io prendo lo spumante, e poi dopo che comincio a assaggiarlo dico: ma sai che è pure più buono? E quindi vedi che le cose migliorano, perché aumentano gli acquisti interni dei tuoi beni, aumentano anche gli acquisti esteri dei tuoi beni, no? Perché ovviamente anche per i francesi lo spumante risulterà economico, e magari un po' lo provano pure loro, e si ricomincia a lavorare, a creare ricchezza e così via. E l'effetto, diciamo così, positivo dell'iniziare a comprare italiano, no? Similare, quindi migliora il lavoro, migliorano gli stipendi e similari, compensa. Aspetta un attimo, qui ogni tanto ci sono i telefoni che fanno dei bip bip strani. Non chiediamoci perché. Ma no, non chiediamoci perché. Sta avvertendo che stai dicendo delle cose troppo vere. Può Allora essere. Tra l'altro, scusa, approfitto di questa pausa involontaria, ma solo per 30 secondi di mini spot, poi ci porti sull'altro fronte, quello successivo al saldo commerciale. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Eccoci rientrati a Parlando Liberamente col senatore Claudio Borghi, che ci stava dicendo, per una, come dire, ripartenza non indifesa, no, dell'attività di governo, dal punto di vista economico c'erano due fronti chiave: uno quello del saldo commerciale, che ci hai sviscerato, e il secondo sarebbe? Il secondo è l'inflazione. È evidente che se a un certo punto c'è un forte problema di inflazione, allora a quel punto i cittadini cominciano a soffrire, no? E allora devi, anche in questo caso, normalmente tu manovri o con i tassi di interesse se l'inflazione è interna, oppure devi mettere in atto dei correttivi per risolvere lo shock esterno, e questi correttivi costano. Ecco, purtroppo la guerra, per così come è congegnata, colpisce trasversalmente tutti e due questi aspetti. Certo. Perché? E quindi noi ci troviamo in una posizione molto antipatica, perché dal punto di vista del saldo commerciale, essendo che noi siamo un paese che esporta cose e importa energia, se ci aumenti il prezzo dell'energia, anche il saldo commerciale, vedrete, si ridurrà. Io temo che già subito alla prossima rilevazione c'è il rischio che il nostro surplus commerciale svanisca. E la seconda cosa è che, essendo che lo shock è uno shock energetico, quindi di un qualcosa che condiziona i prezzi di tutto il resto, porta con sé l'inflazione. Perché è evidente che se la benzina costa molto, a quel punto costa molto anche il trattore, far funzionare il trattore per coltivare il campo, e quindi i generi alimentari, anche se prodotti in Italia, costeranno di più. Se costa molto la benzina o il gas o simili, anche per tenere calde le mucche d'inverno nell'allevamento, allora a quel punto anche lì aumenteranno i costi dell'allevatore, e quindi cose costeranno di più. E se io sono un'industria energivora, perché sono, che ne so, un vetraio, tanto per dirne una, ecco che ovviamente l'aumento dei costi dell'energia mi costringerà ad alzare i prezzi. E quindi capite che è veramente un grosso problema. Quindi non è che si crea una situazione tale per cui uno dice ma oddio, la faccio facile, basta toccare qui, basta toccare di là. E il risultato cosa è stato? Che tu ti trovi con una popolazione che mugugna, diciamo così, siamo a livello di mugugno, Sì. non siamo a livello di arrabbiatura, che mugugna perché tu hai fatto poco rispetto a quello che si aspettavano che tu avresti fatto, perché ogni volta che la gente vota un partito nuovo, no? In questo caso il partito nuovo è stato Fratelli d'Italia, no? Quindi tu hai una massa di persone che periodicamente dà consenso a chi spera che gli possa portare un cambiamento. Ma per cambiamento, dal mio punto di vista, si intende un cambiamento forte. Quindi questo governo non è che non ha fatto male, anzi, rispetto agli altri ha avercene, e ha anche portato a casa alcune vittorie molto importanti. Vedi per esempio il no al MES, Certo. vedi per esempio riuscire a riprendere il controllo delle riserve auree, che specialmente in queste fasi erano inquietanti. Non ha aumentato tasse, aliquote o cose di questo tipo, anzi le ha fatte scendere. Ha sempre indicizzato le pensioni, che erano sempre bloccate, no? E quindi in una maniera o nell'altra l'adeguamento, chi più chi meno, c'è sempre stato. Però forse è mancato quel guizzo in più, no? Tale per cui uno dice insomma ho visto la differenza. Però Certo. per fare questo guizzo ci vuole un po' di imprudenza, e se tu fai il prudente, il risultato è che qualcuno scontento lo trovi, e il referendum, secondo me, è stato un segnale di questo scontento. Quanti ne avete sentiti anche voi in radio di gente che dice ma io sono di centrodestra, ho votato centrodestra, ma ho votato no. Perché ho votato no? Perché e poi da lì segue motivo.
E il motivo è sempre diverso, perché mi sono arrivate le cartelle esattoriali, perché faccio fatica a fare la spesa, perché io mi aspettavo il blocco navale, invece non ha bloccato le navi. Io ne ho sentite tutto un discreto elenco, no? Poi ci sono quelli che non hanno capito cosa hanno votato e per quelli purtroppo si può fare poco. Cioè, ho detto no perché si danno i soldi all'Ucraina, no? Diciamo che i motivi erano diversi, ma segnavano una criticità comune, no? Che è un po' questa a volte mancanza di una sana imprudenza che ci svisceravi tu. Ma su questo ti volevo chiedere, ma questa sana imprudenza dovrebbe, diciamo, andare a parare anche su degli apparenti dogmi intoccabili europei o eurocratici, patto di stabilità in primis, come sta dicendo la Lega in questi giorni, anche il ministro Giorgetti, Matteo Salvini, come hai detto anche tu più volte. Insomma, ecco, cioè, perché quel Moloch lì non si riesce a toccare e perché bisognerebbe toccarlo invece? Perché fa parte della prudenza meloniana, no? Cioè dice il pericolo principale, lei lo sa, il pericolo principale è l'Unione Europea, lo spread, insomma, quelle robe lì. Dice se io prendo e li attacco direttamente, il rischio è che mi facciano secca, no? E quindi cerco di fare questo tratto di cammino che mi porta fino alla prossima legislatura, che è quella che mi consentirà di cambiare il Presidente della Repubblica, lo faccio nel modo più prudente possibile. Tutto è legato, caro mio. E il problema però è che, come ho detto prima, tu fai tutto bene, tutto legato, ma in realtà poi succedono delle cose, come in questo caso degli imprevisti, e poi inizia questa famigerata corsa, no, dello scontento degli elettori rispetto a quello che si attendono. Voi immaginate, per intendersi, la popolarità di cui godeva in modo non meritatissimo inizialmente, perché gli stessi elettori non avevano ancora visto che razza di cialtroni fossero quelli del Movimento 5 Stelle, però il governo giallo-verde al momento era molto popolare, no? Era una speranza per i cittadini, perché dicono sono tutte e due diversi, figurati. Poi dopo in realtà cosa hanno visto? Hanno visto che non erano tutte e due diversi, ce n'era solo uno diverso, che era la Lega. No? E nell'ambito di quello che gli era stato dato da fare, vedi, nello specifico il ministro degli interni per Salvini faceva effettivamente delle cose che nessuno aveva mai fatto, quindi bloccare le navi, no, e così via. Voi capite che si veniva oltretutto, non so se vi ricordate, da un periodo di porti non aperti ma stra-aperti, Spalancati, cioè, diciamo, sì. Era un periodo di invasione, no? E quindi di fronte a quel periodo di invasione, vedere che quello che tu avevi votato faceva esattamente quello che gli dicevate di fare, contro tutto e tutti, poi quello era la chiave del fatto che a un certo punto poi all'interno di questo governo, dove la gente si aspettava tanto, arrivava poi il premio ulteriore a chi dei due stava facendo meglio, no? Motivo per cui la Lega saliva tantissimo anche all'interno dei consensi di quel governo, e il Movimento 5 Stelle scendeva. È ovvio poi che è inutile andare a rievocare disastri passati e cose di questo tipo, ma il fatto di far scendere così velocemente il Movimento 5 Stelle e salire noi aveva esacerbato poi i rapporti fra i due partner, no? E allora loro che, nonostante tu fossi molto alto nelle elezioni europee, che conta niente, e nei sondaggi, che conta ancora meno di niente, ma la maggioranza in Parlamento ce l'avevano loro. E quindi a un certo punto ha cominciato, vi ricordate, a far sì che non si potesse più fare niente, poi il governo è andato come è andato. Però il punto di vista delle aspettative dell'elettore è loro vorrebbero vedere il Salvini, no? Cioè loro vorrebbero vedere, e quando dico Salvini intendo un piglio, no, al governo, così come avevano visto quello di Salvini all'epoca del giallo-verde, certo, su tutti i dossier. Cioè vorrebbero vedere uno con le palle, il coraggio, no? E così via di sfondare tutto. Peccato però che dall'altra parte non capiscono che
quel tipo di governo avete visto che è durato pochino, e anche altri che erano stati, diciamo, particolarmente coraggiosi, no? nel fare determinate cose, poi erano durati poco pure loro. Mi ricordo il governo del 94, no? Quando a un certo punto mi ricordo Craxi ancora andando. Diciamo che c'entra un po' sempre anche una mano giudiziaria, ma adesso non voglio ritirare fuori il referendum. C'entrano le mani giudiziarie, c'entrano i rapporti internazionali che devono essere tenuti in qualche modo, perché sennò altrimenti sei ingenuo. E quindi questo spero che, diciamo, che sia chiaro, no? per cercare di convogliare a chi ci ascolta il messaggio che non è così semplice. Assolutamente. No, perché è ovvio che c'è qualcuno che dice vabbè, ma perché bastava tagliare qui, bastava migliorare di là. Sì, io è quello che ho sempre detto, secondo me si poteva fare qualcosa di più, ma non troppo di più, perché sennò altrimenti sarebbero intervenuti degli altri blocchi, no? Rispetto a quello degli elettori e del voto, e quindi questa scelta di camminare su una linea sottile, di camminare sul filo prudentemente, no? Così come ha fatto il governo attuale, io non la considero sbagliata. Forse ci stai dicendo il coraggio necessario non deve sfociare nella temerarietà, ecco, questo è un po' l'equilibrio. La sintesi del giornalista di razza, no? Cioè, no, ma mi è andata bene con un colpo di fortuna. Io parlo troppo perché mi trovo di fronte a delle cose complicate, e quindi le cose complicate ho sempre paura che semplificarle troppo. Quando parli poi dopo uno, faccia torto alla realtà delle cose, no? E mi piacerebbe davvero avere ore e ascoltatori che non si addormentano mentre parlo, no? Per andare a spiegare. No, questo tendo a escluderlo. Ma a proposito, volevo chiederti, ma non c'è anche, sembra una cosa residuale, ma spiega molto secondo me, no, della situazione. C'è anche un versante, mi sembra un po' involontariamente comico, del dirigismo eurocratico, no? Perché io ho visto in questi giorni che i consigli che provengono o dall'Unione Europea o anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, insomma da dentellati internazionali per fronteggiare la crisi e anche lo shock in corso, sono consigli che il buonsenso appenninico di mia nonna poteva come dire sfornare ugualmente, no? L'uso di mezzi pubblici, la riduzione dei limiti di velocità, una guida più moderata, il car sharing. Cioè, la domanda che ti volevo fare è: noi abbiamo centralizzato le funzioni e le decisioni a Bruxelles per quest'ottica qui? Sì, ma peggio, cioè, vi ricordate il video di quella fenomena che diceva cosa ti devi mettere nel borsellino in caso di bombardamento, in caso di blackout, no? Capito? Bisogna prendersi un po' di cash, perché chissà mai, no? Tanto sono lì che brigano con l'euro digitale. No, non arriva niente di buono dall'Unione Europea, anzi arriva di peggio. La cosa che però mi spaventa un po' di più è che io quando sento state a casa mi ricorda un altro stato a casa, no? E dato che quello state a casa iniziale, io spero che sia abbastanza chiaro dalle audizioni che ci sono state in questa settimana in commissione Covid, non aveva l'obiettivo di salvare le vite. Perché se non serviva per salvare le vite, così come c'è stato accuratamente spiegato da Jay Bhattacharya, quindi uno fra i più grandi epidemiologi al mondo, quindi non i nostri cialtroni, no? Cioè, qui stiamo parlando di uno davvero bravo, e evidentemente serve a qualcos'altro. E quindi questa ideologia, ahimè, di un popolo, di un mondo, che chi in questo momento tira le fila delle grandi cose mondiali è più contento se sta a casa. E questa cosa oggettivamente è pericolosissima.
perché non vorrei che quello che certe menti malate non sono riuscite a fare con il lockdown sanitario riescano ad ottenere con il lockdown energetico. Perché voi lo sapete come inizia, no, questa discesa, poi non lo sai mai più, cioè a un certo punto cominciano a dire che chi va in giro con un qualsiasi, chi esce di casa è un nemico della patria e così via, e lo inseguono con i droni e da lì poi capite che inizia tutto una sagra dell'illogicità, della pazzia, no? Perché così come quando tu dicevi, vabbè, ma cazzo, ma sulla spiaggia da solo chi mai deve contagiare, no? Questo qui. Così, e però all'epoca non andava, no? A far notare l'illogicità assurda, no? Di quello che veniva fatto. Stessa roba. Se uno che si aggira dopo con la macchina osa uscire con la moto, viene inseguito con i droni, ha mal l'illogicità di dire ma tu guarda che con quello che stai consumando col drone probabilmente di più di quello che fa costui, insomma non viene notato. Cioè, poi io per carità sono contentissimo che è iniziata la nuova missione per riportare gli uomini sulla Luna, Artemis, abbiamo visto in tanti il lancio del nuovo razzo, della navetta e similari, però trovo abbastanza, ogni volta che vedo queste cose mi viene un pochettino di sorriso, no? Perché mentre a te stanno dicendo che non puoi uscire con la Panda 30, non so se le immagini, no, del razzo che consumava 100.000 tonnellate di carburante ogni secondo, no, mentre saliva, ci riempiono gli occhi mentre stiamo chiusi a casa. Insomma, sì, un po', c'è una contraddizione. Ma quello che ci sta illustrando, dal mio punto di vista, è un po' anche, è stato un tentativo anche che si è visto col Covid, indubbiamente, una sorta di globalizzazione del modello cinese, che non è esattamente un inno alle libertà, diciamo, no, anche costituzionali. Allora volevo chiederti, diciamo, se c'è un punto di riferimento credibile per contrastare un'egemonia del modello cinese, piaccia o no, si chiama Donald Trump. Invece non c'è un'isteria su Donald Trump, ora poi anche al di là di quello che uno può pensare sulla guerra in Iran, ma non c'è spesso una reazione isterica anche delle nostre classi dirigenti, diciamo intellettuali e via dicendo, all'azione di Trump? Beh, è ovvio che Trump, come abbiamo sempre raccontato, con tutti i suoi difetti, è uno dei rischi maggiori per quel tipo di palude, no, che c'era al mondo, no? E quindi è evidente che si sta cercando di fare il possibile, di fare tutto il possibile per togliercelo di torno, no? E quindi anche lui deve stare attentino. Scusate un secondo, un attimo. No, figurati. E quindi il fatto che tu ti rendi conto di solito dove tira il vento dalla stampa. Cioè, se tu trovi delle situazioni, delle persone dove non c'è un editorialista che non dica che è matto, che è pazzo, che è cretino, che il fatto è questo, che sia differente come impostazione rispetto a qualsiasi altro leader del passato, questo mi sembra piuttosto evidente, no? E quindi nel caso di Trump, sento di sottoscrivere. Nel caso di Trump non c'è rischio, diciamo così, di vedere la differenza, non c'è rischio di non vedere la differenza, ecco, diciamo No. così. Cioè, il cittadino che ha voluto il cambiamento lo tiene in pieno, no? Dall'altra parte, secondo me anche lui sta sperimentando i rischi del mondo, cioè che non è tutto così lineare, non è tutto così semplice.
perché un approccio diciamo molto non so neanche come definirlo, forse da risico, no? Cioè, Sì, certo. a un certo punto uno dice vabbè, ma allora le cose fanno così e similari. Lui sta facendo delle cose che sulla carta anche qui sono giuste. Cioè, mi sembra quasi forse di vedere l'opposto rispetto al governo italiano, no? Il governo italiano ha della gente scontenta per eccesso di prudenza, no? Mi verrebbe da dire. E lì si rischia di creare qualche scontento anche internamente a sé per eccesso di creatività, no? Sì. Ma se uno, o diciamo così, di disinvoltura, perché se uno dovesse guardare dal punto di vista strategico, ma quello che sta facendo non è illogico, No, infatti. Cioè, quello che sta facendo è quello che se l'avesse fatto uno tutto bello paludato, no? Tutto bello preciso, con il Loden, va? Per intendersi, per ricordare cose che ne sappiamo, tutti direbbero, cazzo, guarda lì che lo stratega del mondo, no? Perché effettivamente nel momento stesso in cui tu hai individuato cos'è il tuo avversario e l'hai individuato nella Cina, fare quello che sta facendo è forse la cosa più intelligente che uno potesse fare. Cioè va a colpire esattamente le due fonti di diciamo di approvvigionamento della parte di energia alla Cina, che erano il Venezuela e l'Iran. Certo. E dall'altra parte questo piano, per essere perfetto, dovrebbe avere il riavvicinamento della Russia all'Europa, no? In modo tale da evitare che la Russia, che è il terzo grande fornitore non allineato di energia, no, al mondo, perché poi ovvio ci sono i fornitori allineati, no? Quelli diciamo dell'Occidente, gli Stati Uniti in primis, perché sono grandi produttori di energia, ma la Norvegia, l'Arabia Saudita, no? E così di questo tipo. Ok, questi non li consideriamo, no? Nel caso di diciamo un attacco per ridimensionare la crescita della Cina. Dall'altra parte i produttori non allineati, che erano quelli che appunto fornivano energia alla Cina, sono principalmente il Venezuela, l'Iran e potenzialmente la Russia. Quindi il fastidio di Trump per il non riuscire a chiudere, come in realtà lui avrebbe voluto, la guerra in Ucraina in breve tempo, e questo dipende anche dall'ostinazione dell'Unione Europea, è legato al fatto che gli manca quel tassello lì, no? Cioè, se a un certo punto uno dice io ridimensiono l'Iran, no? Il Venezuela ho fatto quello che ho fatto, riesco a riconnettere in qualche modo la Russia all'Unione Europea allontanandola dalla Cina, a quel punto sono a posto. Guardate Certo. che rischia di essere clamoroso dal punto di vista della geopolitica, un tipo di ragionamento di questo tipo. È ovvio che però questa roba non ve la racconta nessuno, preferiscono dire che è matto, che è colpa sua la guerra, no? Come se non ci fosse, come se le cose non sarebbero andate magari in ogni caso in quella direzione, magari per un'escalation anche peggiore bilaterale iraniana-israeliana, no? Certo, anche perché il programma nucleare iraniano esisteva, insomma, non se l'ha inventato Trump. Se tu davvero non pensi è molto banale anche lì, no? Cioè, al di là di quello che uno racconta, se uno davvero non pensa di fare la bomba atomica, l'uranio non lo arricchisce. No, non in quelle soglie e non con quella costanza, no, diciamo. Molto semplicemente, cioè, che problema c'è? Cioè, la differenza lo vedi tutta lì. Indubbiamente. Diciamo che
probabilmente c'è anche un eccesso di provincialismo, no, da parte di certi nostri analisti, ma questo è un problema atavico. In chiusura ti volevo chiedere se tu dovessi dare, diciamo, 3 spot per appunto, per un contropiede, per stare nella metafora calcistica, diciamo, ecco, non meramente catenacciaro, ci ha indicato patto di stabilità e poi cosa potresti indicare in chiusura? Beh, io l'unico modo che mi viene in mente in questo momento, se dovessi, ovviamente confidando che la guerra non durerà più a lungo di tanto, perché secondo me Trump non lo consentirà. Sì, certo. No? Per cui non credo che andiamo avanti, ci troviamo davanti a un'altra Ucraina. No. Io credo che noi ci troviamo davanti a un tipo diverso di guerra, no? E quindi durerà di meno, anche perché poi i missili costano, ecco, non voglio dire, ma e spararli ci si mette meno tempo che produrli, ecco, quindi non credo che durerà più di tanto. E poi penso che ci siano degli interessi concordanti e evidenti per chiuderla lì. Però mentre che le cose succedono, perché noi non dobbiamo sempre pensare all'aspetto migliore, no? Noi dobbiamo pensare all'aspetto peggiore, perché sennò altrimenti si rischia di fare gli errori con cui abbiamo aperto l'intervista. Per riuscire a gestire una situazione del genere, l'unico modo è agire alla radice sui prezzi dei carburanti. E ci sono, secondo me, solo 2 linee di intervento, che sono quelle che dice la Lega e che ovviamente non saremo ascoltati, no? Perché vediamo. Comunque, la prima linea è quella che siamo riusciti a forzare noi fino adesso, è sbattersene del patto di stabilità e, sbattendosene del patto di stabilità, intervenire con degli aiuti sui prezzi dell'energia, in modo tale che non si ribaltino sui cittadini. Quindi bene il taglio delle accise, andrebbe ancora più bene un intervento che includesse anche gas, elettricità, insomma, sulle bollette. È ovvio che non appena tutte queste cose costano tantissimo, cioè il mese di taglio accise costa 700 milioni, no? E quindi non si può pensare di farlo senza toccare il patto di stabilità e soprattutto tenendo degli impegni clamorosi di spesa che secondo l'Unione Europea vanno bene, ma quelli lì sì, ma l'energia no. Certo. E voi capite che diventa impossibile dal mio punto di vista di politico spiegare ai cittadini che io posso spendere per comprare un carro armato e non per contenere i prezzi della benzina, no? Abbastanza difficile. Spero che la gente lo recepisca. Quindi questo è il primo fronte. Quindi il primo fronte è fottersene delle spese, e ricalibrarle rispetto a delle cose fuori dal mondo, i vari 90 miliardi di prestito a Zelensky, i vari come si chiama, spese consentite possibili solo per le armi, no? E allora quelle sì e no. Ecco, quelle robe lì vanno in ogni caso ricalibrate o messe in parallelo con, se si fanno, si deve fare anche lo sconto dell'energia. E dall'altra parte una delle soluzioni più lineari che mi vengono in mente è che l'ho detta anche da Vespa, che quando sono andato a porta questa settimana gli è venuto una specie di colpo apoplettico, poverino, non vorrei mai essere responsabile della sua salute, ma la logica vorrebbe che tu dovresti, e anche Trump credo che che lo capirebbe appieno proprio per le ragioni che abbiamo spiegato prima, è ricominciare a importare il gas dalla Russia. Perché io mi immagino, senza questa scemenza che abbiamo fatto delle sanzioni, delle controsanzioni, del blocco dell'import del gas e similari, che ovviamente non ha portato nessun tipo di fine alla guerra, no? Perché c'era la Cina fondamentalmente. Certo. Ma ve la ricordate poi la storia di Draghi, no? Le sanzioni stanno mettendo già in ginocchio la Russia, sono passati 5 anni, quindi immaginate quanto l'ha messo in ginocchio, e dall'altra parte però rischiamo invece di essere in ginocchio noi. Se tu ricominci a importare il gas, cioè se non ci fosse stata questa storia, se ci fosse stato l'approvvigionamento energetico italiano così come era prima, paradossalmente questa situazione noi l'avremmo vista come un'opportunità, cioè
noi con il nostro gas che arrivava da tutt'altre rotte rispetto a quelle, diciamo, oggetto della guerra e del conflitto e del blocco, ma noi avremmo potuto essere la posizione privilegiata, no? Cioè, come non so se avete presente quando magari d'estate c'è un paese con l'acqua chiusa perché c'è stato un problema con l'acquedotto e c'è chi invece dall'altra parte della strada prende l'acquedotto da un'altra parte, no? Con il giardino che si può irrigare tranquillamente, no? Ecco, noi saremmo stati quelli dall'altro lato della strada, no? Quindi quelli con tutta la casa che funziona e dall'altra parte invece c'è un problema, si è rotto il tubo e così via, e tutti senza acqua che non sanno che cosa fare. Questa immagine tua è chiarissima. Io scusa, devo purtroppo fermarmi qui perché prosegue il palinsesto di Radio Libertà, ma ti ringrazio molto e ti auguro un buon lavoro in contropiede, via. Grazie, vedi che le cose non sono semplici, ma col vostro appoggio tutto si può fare, e una delle cose è venire in piazza il 18 aprile, quindi segnatevelo e vi aspetto. Post-it. Grazie mille, senatore, buon lavoro. Grazie. Avete ascoltato